sete le verrà nel tempo che verrà e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a d'estate, lei verrà perché aspetto già, scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni, amore che non dai. Io ne ho già sete. Scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire mai, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dà più sogni, amore che non dà. Avrò amore che non dà più sogni, amore che non dà. Buonasera, benvenuti a tutti voi, grazie per essere con noi ancora una volta qua per l'inizio del terzo weekend di queste audizioni 2015 di Musicultura. Come sapete, da queste audizioni usciranno i 16 finalisti di questa 26esima edizione del concorso. Uno di questi finalisti sarà scelto dagli studenti delle giurie universitarie di Macerata e di Camerino che siedono ai nostri lati e che saluto e che ringrazio. Presento i miei compagni di tavolo, Roberto Giambò, docente di analisi matematica presso l'Ateneo di Camerino, Marco Maestri, compositore e autore, Piero Cesanelli, direttore artistico di Musicultura, io sono Ezio Nannipieri, vicepresidente di Musicultura, Marcello Lamatina, docente
di filosofia del linguaggio presso l'Ateneo di Macerata, Stefano Bonagura, critico musicale e giornalista, e stasera, come sapete bene, abbiamo l'immenso piacere di avere con noi, lo abbiamo avuto per tutta la giornata, prima indirettamente con la proiezione del film a lui dedicato dal regista Jonathan Demme, Enzo Avitabile Music Life, nel pomeriggio con un informale quanto bellissimo incontro presso il Dipartimento di Filosofia, e stasera qui con noi il maestro Enzo Avitabile. Cominciamo con la prima delle proposte di stasera. Prego quindi di le porte, fare buio, e diamo il benvenuto ai Bunarma. Buonasera a tutti. Oscuro di la notte, a mezzo mare, mentre gente dorme o face muri, la costa e parmi s'avvicina, di galerina, frutta saracina, di la torre guardia peceniri, un movimento di veli musulmani, tanto chiaro facci capisci. Costi turchi sbarcano domani. I zampanti non tinna la campana. Non c'è che tempo savi a fuire. La campana non tinna solo pa' per Tinna forte la campana e vuole dire. Preparati le ferra e non ti sconfondere. Di la pirata a mano, stavolta andiamo a difendere. I turchi sono sbarcati stamattina da Saroli Galeri alla Marina. Stavolta Cugiacut sono tanti, sono pirati delle terre di Levanti, sono venuti ancora per razziare. Corri voci capo di fimmani sanno a picchiare, ma stavolta con furbizia e senza scanto c'eravamo a fare con l'aiuto di Dio Santo. I zampanti non tinna la campana. Non c'è che tempo savi a fuire. La campana non tinna solo pa' per Tinna forti la campana e vuole dire. Preparati le ferra e non ti sconfondere. Pirata a mano, stavolta andiamo a difendere. I zampanti non tinna la Luce insieme campana. alla fontana e l'acqua viva. La campana non tinna solo pa' per Mezzo sotto all'albero stavano a dormire. Preparati le ferra e non ti sconfondere. Di la pirata a mano, stavolta andiamo a difendere.
mo paro paro, una testa di giacco lontano palo, paese in gira mo paro paro. Di giacco lontano palo, paese in gira mo paro paro, una testa di giacco lontano palo, paese in gira mo paro paro. Testa di giacco lontano paro, paese in gira mo paro paro, una testa di giacco lontano paro, paese in gira mo paro paro, una testa di giacco lontano paro, paese in gira mo paro paro, una testa di giacco lontano paro, paese in gira mo paro paro. Questo sogno saperò, tu contami do tempo che passavo, quanta fanno che si sprigionò per sta libertà che indispettavo. Forse lo tempo è l'unguento dei guai, ma il cuore non si sperde mai. Forse lo tempo è l'unguento dei guai, ma sto fuoco non sa stutare mai. Mi da funda che è il nome solo di mondizia, e se la mia vita si sciuda e si ammazza, sicura sta mi lotta con fermezza. Tanto dolce e delicata, ma all'occorrenza seppi diventare pure un balenata. Fu una femmina per tempo incatenata, ma ora sogno e tutti rispettata. Forse lo tempo è l'unguento di guai, ma il cuore non si sperde mai. Forse lo tempo è l'unguento di guai, ma sto fuoco non sa stutare mai. Combattanti, io voglio a parità per me e per
tutti quanti sogno calabresa e sogno un transigenti, pensami ma cieca, mi si indispetta tanti, sogno calabresa e non mi scanto i denti, se torna Lupaciuli ci mangio cori con i denti. Cuore con i denti. Lo creatori all'opera si misi per fare sta Calabria, ci fossi tanti mesi, arti assai impegno e non ci misi, ma seppi fare assai bello sto paese. Risparmio di colori non si pote fare, fu tutto consumato per cielo, monti e mari, mare più bello che sto tu non potevi avere, eppure tu montagne in cui una cosa vanno dire. Bella terra mia, tu un sonno mi venisti come una magia. Terra antica, tu contami la storia che ti fu nemica. E passa un tempo e corri la mia vita, ma voglio per mi vedo prima di morire. La terra è grande, la terra nuova, per tutti paradiso da vedere. Quando spromonti scenda nevicata, tu Calabria sei Madonna di 90 convogliata, ed un mare di uncezzi, un riflesso di lo sole, che si specchia in cialonda con un gioco di colori. Montagne, cielo e mare, puro sempre grande vanto, di pittori e di scrittori, di poeti e cantatori, o di vino che di Cristo, poi non potti fare, e ci da stavo all'omani l'impegno di lottare. Terra mia, non solo mi venisti come una magia. Bella terra antica, tu contami la storia
ma voglio farmi vedo prima di morire. La terra grande, la terra nuova, per tutti paradiso da vivere. E noi che siamo puri, che fummo sempre forti e duri, ogni giorno me lottare, costanti e così duri, sta terra me cangiari. E noi che siamo puri, che fummo sempre forti e duri, ogni giorno me lottare, costanti e così duri, sta terra me cangiari. E noi che siamo puri, che fummo sempre forti e duri, ogni giorno me lottare, costanti e così duri, sta terra me cangiari. E noi che siamo puri, che fummo sempre forti e duri, ogni giorno me lottare, costanti e così duri, sta terra me cangiari. E noi che siamo puri, che fummo sempre forti e duri, ogni giorno me lottare, costanti e così duri, sta terra me cangiari. Buonasera, ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Come sempre facciamo qualche domanda se siete disponibili. Assolutamente. Quello che volevo chiedervi, poi o a entrambi o a chi di voi vuole rispondere, è quanto date importanza nel vostro fare musica alla singola canzone, cioè se avete più in mente una dimensione più ampia o di concerto, o comunque in qualche modo di misura di tempo più ampia per far snodare, no? La vostra musica, e quanto invece vi concentrate proprio anche sulla capacità di racchiudere in pochi minuti un qualcosa che colpisca per la sua incisività e originalità. Dunque, credo che tutti i brani dei Bunarma sono accomunati da un filo conduttore, che è quello comunque dell'emozione che nasce dal vivere la nostra terra, viverla in toto, quindi nel bene e nel male. E quindi non credo che ci sia, diciamo, l'attenzione. Sì, sicuramente c'è una estrema cura nelle sonorità, nelle melodie, nella ricercatezza degli strumenti che comunque possano far breccia, insomma, sul pubblico, però è più diciamo un qualcosa che nasce dall'emozione che ci dà questa terra, quindi utilizzare gli strumenti della nostra terra, utilizzare la ritmica della nostra terra accompagnandola al dialetto, che chiaramente meglio di qualunque altra lingua questi testi, queste tematiche può trattare. Ci sono altre domande? Sì, prego. Io ho una domanda a livello puramente di esibizione, più che insomma di musica, però visto che ecco, chi non conosce questo dialetto è realmente difficile ovviamente capire. Allora quella benda che hai indossato a un certo punto ce la spieghi a me, al pubblico, perché forse è necessario, ecco. Certo. Il brano che stavo cantando è un brano molto forte, per cui la benda un po' rappresentava, passatemi il termine, questa identità femminile negata. Noi parlavamo di donne che comunque soffrono perché sono state appunto negate nella loro intimità, nella loro intelligenza, e quindi questo era un po' un simbolo di questa identità negata, però che a un certo punto va via. Quindi diciamo è una donna che sì, ha sofferto tanto, però ha avuto tanto coraggio e si è ribellata, ma non è soltanto la donna calabrese, però ecco, questo io lo voglio specificare. Grazie a voi. Voi avete anche una produzione con testi in italiano, da quello che ho letto, no? Nei testi che elaborate in italiano ci sono le stesse tematiche che riguardano la vostra terra
e i vostri particolari, insomma, che accadono su quel territorio? Ci sono e non ci sono, nel senso che il progetto Buonarma non vuole soltanto, cioè porta la calabresità, ma vuole anche, diciamo, dare spazio e quindi avere un respiro un po' più ampio. Abbiamo fatto appunto dei brani i cui testi in italiano sono interamente curati da Vincenzo Incenso, il paroliere di Renato Zero, che trattano di solidarietà, che trattano di tematiche molto più, diciamo, generali. Così come anche abbiamo brani in italiano che parlano per esempio dell''ndrangheta calabrese, quindi comunque, diciamo, variamo un po'. È chiaro che per noi, difatti, insomma, abbiamo voluto portare qui dei brani in dialetto perché chiaramente la forza emotiva di un brano per noi in dialetto è tutt'altra cosa rispetto a un brano in italiano. Questo per il messaggio che vogliamo mandare, chiaramente. Come si dice della lingua inglese, che è molto più facile a essere adattata a una musicalità diversa, voglio dire. Voi notate che c'è una musicalità diversa tra un testo in italiano e un testo in calabrese. Quale si adatta di più al vostro percorso melodico e musicale? Sicuramente il dialetto. È quello che anche da un punto di vista proprio di metrica, di suono, si adatta tantissimo, Grazie. Grazie a voi, buona Ciao. serata. E adesso Luca Riello e Nelson. Buonasera a tutti. Hai occhi persi, forse parli con gli angeli, che tra di voi fate sempre così, tra poco a costa c'è un'auto gris. Tu preferisci la Sony, ma cosa ne sanno gli angeli? Di macchine fotografiche e strategie discografiche. E quando hai detto partiamo, mi piacerebbe l'America. Io ti ho portata alla Havana e tu, oddio che America strana. Patatine senza ketchup, senza stelle del cinema. Poi ho giocato un'ora a dama con la mia amica puttana. Che cosa c'entrano gli angeli con super classifica show? Tu devi avere pazienza, io faccio sopravvivenza. Che cosa c'entri io non lo so. E quando hai detto partiamo, mi piacerebbe l'America.
Io ti ho portata a Santiago e tu, oddio che America strana. Patatine senza ketchup, senza stelle del cinema. Poi ho giocato un'ora a dama con la mia amica puttana. Noi fatevamo tutte cose, si mandata niente, come scigneri in da rota, con un rito inderiente, ti prostituisci, si figliero posta ro gris, chi sta sapendo una panna fish, e sapendo una panna striscia, un'angelo fragile, immagine, coppie, pagine, esagere, immagini, orientagine, facile, strage, tiene tatuaggi, lava malana, malavana, acqua santa, lacrime, puttane, butte in mano, se non sai parlare, a Lucanna per non morse libertà. Patatine senza ketchup, senza stelle del cinema, poi ho giocato un'ora a dama con la mia amica puttana. Patatine senza ketchup, senza stelle del cinema, poi ho giocato un'ora a dama con la mia amica puttana. Vieni con noi, ti portiamo per strada della Havana, in America strana, magna sta libertà. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Riscrivo il mio nome col sangue che ho versato, così lo sollevo dall'anonimato. Anch'io morirò come sono nato, come è successo ad Icaro che almeno ci ha provato. Se mi chiedi come stai, rispondo impreparato, come sto in diretta Rai, paralizzato. Anch'io morirò, credo pugnalato, se vince dalle lance che i nemici alle mie spalle hanno lanciato. È un disperato senso di bisogno di non essere più solo. Mi ha fatto circondare di sciacalli senza alcuna pietà. Nessuna pietà. È un disperato sogno che ho bisogno adesso di restare solo. Solo. Perché per una volta devo dire tutta la verità. Tutta la verità. Quelli come te non vengono a cercarmi, hanno da fare, vai, tanto lo so. Quelli come te guardano solo avanti, avrai da fare, vai, richiamerò. È come a tu cielo che mano con la leggera, cercando un suono lontano che imparo vera, impara tuo mestiere, la verità. Ma chi darà si mazzocca le notti che non vanno volare, ora grezzi in dei sacchetti la monnezza, ancora a piezza se non sai da una carezza, un pino mezzo ma non tiene una certezza, viene piezza ma non sai che è bellezza. Non ti fa masta capire una passata, se non cantasse può dire basta premere un tasto per essere più pasta, ma non è un nastro elastica, sta vita è plastica, può essere pure casta, esausta, entusiasta, i miei messaggi non ti bastano mai, rilassati e vai. È un disperato senso di bisogno di non essere più solo. Solo. Mi ha fatto circondare senza alcuna pietà. Nessuna pietà. Ho un disperato sogno che ho bisogno adesso di restare solo. Solo. Perché per una volta devo dire tutta la verità. Quelli come te non vengono a cercarmi, hanno da fare, vai, tanto lo so. Quelli come te guardano solo avanti, avrai da fare, vai, richiamerò. Grazie.
Alla batteria c'è Antonio Esposito con noi. La terza e ultima canzone che proponiamo questa sera si chiama Il primo passo. Ci date una mano con le manine? Ehi, 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 o primo passo, frate ma. Io questa storia del successo non l'ho mai creduta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Io questa cosa del progresso non l'ho mai veduta. Il primo passo di un bambino è sempre una Frate caduta. nessuno, già nasce imparata. Siamo cresciuti con sapore ripalata. Senza salmone e caviale popolata. Senza dolore tu non vuoi. Non esiste gloria senza un errore, pure giù campione, sbaglio rigore. Scrivere strofe, scrivere sta storia non è magrire. Se fosse viva di André, pigliasse lattera a benzina. Dice vieni con me, ti danno mañana callana da fanno più fame. Io questa storia del successo non l'ho mai bevuta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Io questa cosa del progresso non l'ho mai bevuta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Con mano sciorellota facciamo a diventare lucente. Pure sta luce, la gente s'arrabota. Care sai se nata vota. Ci sta chi s'accontenta poco e chi mangia pure un coppo terremoto. Per tutti i disegni che hai dato Leonardo, per tutte le poesie che ha stracciato Leopardo, per tutte le commedie che hai dato Edoardo, per tutte le quadre che ha stracciato Leonardo. Il copa da terra, Rindo Rosario, Ulisse stampato, non per renare, ti gridiva eterno con fiero a mano, ma mo stai morendo a Puceriala. Io questa storia del successo non l'ho mai creduta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Io questa cosa del progresso non l'ho mai bevuta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Da te i bambini fanno oh oh, da me i bambini fanno oh, ci dammo. Da te i bambini fanno oh oh, da me i bambini fanno oh, ci dammo. Ehi, io prima passo. Se non sbagli non può mai fare quello che veramente a fare. Sì. Io questa storia del successo non l'ho mai creduta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Io questa cosa del progresso non l'ho mai bevuta. Il primo passo di un bambino è sempre una caduta. Grazie. Mille grazie. Davide Afzal ha suonato il basso con noi questa sera. Alla chitarra solista Gianluca Capurro. Lucariello. Nelson. Abbiamo qualche domanda per voi. Dunque, abbiamo ascoltato questo innesto tra due generi apparentemente molto distanti. La mia curiosità era sapere quanto diciamo, vi sentite vicendevolmente limitati nel concedere l'uno all'altro diciamo, spazi sul territorio diverso da quello che vi ha visti muovere i vostri primi passi. Per esempio Lucariello quanto deve rinunciare a quell'atteggiamento provocatorio tipico del rap e per Nelson quanto si sente frenato dal fatto che in qualche modo sta affrontando un genere che non mette nel suo punto focale la melodia, per esempio. Ma io credo che alla fine, cioè, tutto questo incontro nasce in maniera molto naturale, quindi
sono spazi che in realtà ci concediamo con libertà, ma soprattutto con la voglia di conoscere, diciamo, il lato diverso dell'altro. Cioè, diciamo, l'idea con cui abbiamo portato questo progetto anche qui, no, era un po' una provocazione di per sé, cioè il fatto stesso che il linguaggio del rap e il linguaggio del cantautorato in realtà spesso sono messi in contrasto, sono messi l'uno contro l'altro. In realtà c'è uno stereotipo soprattutto intorno al rap, no? Intorno alla figura del rapper, di chi fa comunque questo genere, che secondo me è un po' limitante anche rispetto a quello che può essere appunto un discorso cantautorale dove appunto sia importante la melodia, ma dove la parola comunque ha un peso molto importante. E quindi questo incontro nasce proprio per questo. Io penso che non ci siamo particolarmente limitati. Io in generale ho sempre avuto, per esempio, questo tipo di atteggiamento anche facendo il rap, cioè un atteggiamento dove magari gesticolo di meno per far sentire di più quello che dico, anche se magari lo sto dicendo nella lingua napoletana, no? Che magari non è comprensibile a tutta la platea, immagino stasera. Però penso che il suono della parola abbia una profondità che va al di là di quello che è il significato, di quello che uno può dire. Io niente, semplicemente non mi sento limitato dalla presenza di Lucarello in queste canzoni e in queste composizioni, anche perché mi trovo molto più agio con lui che poi con tanti altri che invece fanno quello che mi assomiglia di più, alcuni miei omologhi, insomma, ma mi trovo molto più a mio agio a livello umano, insomma, quindi è partito semplicemente da questo, fondamentalmente il fatto che noi in amicizia abbiamo incominciato a scrivere queste canzoni. E poi ci sono piaciute, abbiamo pensato, in quel momento abbiamo visto che c'era il bando del concorso, abbiamo pensato di inviarla, insomma. Anche riteniamo che questo sia uno dei pochi veri concorsi che ci siano in Italia, insomma, non è no, non è per piangere, non è un varietà, insomma, cioè molto spesso si va ai concorsi pensando che possono essere, in realtà sono dei varietà. Questo è un concorso vero dove si fanno delle canzoni, si viene giudicati con obiettività, insomma, senza nient'altro. Io mi trovo a mio agio con Luca, comunque, non mi limita affatto. Forse un po' nella stanza d'albergo, probabilmente l'unico momento in cui vorrei essere da solo, insomma. No, vi ringrazio per la risposta. L'impressione che io ho avuto ascoltando i vostri brani, sono d'accordo con voi, cioè sono contento di aver avuto queste conferme. L'impressione che ho avuto è quella un po' della confluenza di due fiumi che mantengono per un certo tragitto la loro colorazione tipica, di ognuno la sua, però poi piano piano inesorabilmente si mescolano e danno origine a qualcosa di nuovo. Ti ringrazio per questa immagine che è molto bella. La metteremo in una quarta canzone che ancora dobbiamo fare. Vuoi dire qualcosa su questo? È bellissima questa idea dei due fiumi che confluiscono. Grazie. E cioè, la domanda, c'è una domanda? No, era a suffragio della vostra risposta. Utilizzatela pure comunque. Grazie, ti ringrazio. Eccomi, io sono qua, ho una domanda io. Ok. Allora, la mia è una domanda di curiosità. Mi ha colpito molto la tua giacca in cui diciamo, rendi omaggio a molte band rock, vedo Guns N' Roses, sì, Rancid, punk, proprio roba strong, sì. Molto forte. Mentre tu comunque ci hai proposto un genere completamente diverso. Sì, ma in effetti sì. No, cioè, finisci, scusami. Volevo chiedere se comunque, anche se il rock comunque è un altro genere rispetto a quello che fate, se vi ha influenzato, comunque ha aiutato un po' a formare una delle due personalità che costituisce comunque il progetto. No, vabbè, questi diciamo sono i gruppi che io ho sempre ascoltato, cioè i gruppi stranieri che io ho sempre ascoltato, insomma. Poi in effetti però sono cresciuto anche con il cantautorato italiano e mi riesce più semplice, più naturale, insomma, comporre andando a pescare proprio nel cantautorato italiano. Poi c'è un'altra cosa, in realtà l'ha pagata 3 euro, l'ha trovata sopra una bancarella in realtà. No, poi non riesco a dire di no agli amici, questo è un mio difetto personale. Quindi sono entrato nel negozio di un amico, ho detto guarda devo andare a sto festival che vorrei mettere qualcosa di carino, ho detto devi mettere questa qua è bella,
E ho detto guarda, ci sono tutti i miei gruppi preferiti, però non so se mi si addice, io sono un po' timido. Dice metti questa qua e vedrai che non se ne accorgerà nessuno, però tu te ne sei accorto, quindi glielo devo dire. Non la metto più. Sei un po' addobbato, no, no, assolutamente. Grazie. Grazie a te. Grazie. Un'ultima domanda. Sì. Io mi affianco a quello che diceva Marco Maestri riguardo ai due fiumi, no? A quell'immagine, nel senso che effettivamente si sente qualcosa di vero in quello che proponete, non si parla di sospiri di principesse, ma di cose che conoscete e che volete in qualche modo mettere in musica. Soprattutto la terza canzone a me sembra la più riuscita da questo punto di vista. La domanda è se la veste che intendete darle a questa canzone è quella che abbiamo di Resa Live, dico, è quella che abbiamo visto stasera, che a me sembrava più un abbozzo da un certo punto di vista, oppure se avete, perché non ho capito bene da quanto siete insieme, se è un inizio e quindi state ancora lavorando per una messa a fuoco definitiva. Diciamo che sicuramente il progetto è in fase embrionale, perché noi ci conosciamo da un po' di tempo, ma abbiamo iniziato a collaborare da qualche mese in sostanza, cioè dalla fine del mese di ottobre abbiamo cominciato a scrivere queste canzoni, quindi non è detto che questo sia la veste definitiva, perché ovviamente è un inedito, quindi l'abbiamo portata così come l'abbiamo composta, quindi con un arrangiamento estremamente scarno, con due chitarre, una chitarra classica, insomma è poca roba, però non ne abbiamo ancora parlato, magari questo può essere un suggerimento utile, insomma. In virtù poi di un eventuale arrangiamento definitivo futuro. Insomma. Non so adesso Luca cosa pensa di questa cosa, gli passo il microfono. No, nel senso che diciamo che anche se si vede la versione che noi abbiamo inviato, no? Diciamo, è una versione dove ci sta una più importante parte elettronica, che comunque soprattutto il genere che propongo io molto spesso le basi sono fatte con i campionatori, con strumenti elettronici. In questo caso, proprio per questo tipo di manifestazione, abbiamo pensato invece di portare proprio un combo, un acustico, una situazione più live, strettamente legata a degli strumenti più, diciamo, base, insomma, per fare questo tipo di cose. E quindi è uscita fuori questa versione, però sicuramente l'elemento elettronico, proprio per riuscire a fondere ancora meglio le due realtà, sarà più presente, diciamo, nella versione definitiva della canzone. Grazie mille, vi salutiamo. Grazie a ciao. voi. Terza proposta di stasera, EQ. Buonasera a tutti. Sì, grazie. Di solito facciamo musica soft, è arrivata così. Okay. È inaspettato anche per noi, è bella l'esecuzione, ma... Possa tu stare qua ma non invano e rivedere grandi film malati nelle tue favolose greche estati. Possa tu correre lontano. Sono in partenza, signora del mio cuore, andrò dove nessuno sa, nemmeno tu.
possa tu disarmare pendole cucù, possa tu manomettere le ore. Qua giù ti lascio, signora del mio fatto, ti lascio il fatto che me ne sono andato. Non si assottigli con bisturi o con quello che sulla fine sporge e cade. Non tornerò, signora dell'amore, ritornerò col passo breve di chi muore. Non si raccatti col cuore o con le dita quello che resta qua della mia vita. Non dormirò, signora, che addormenti, mi terrà sveglio la musica che senti. Non rinunciare ai colpi del tuo sole, non vezzeggiare quel che ancora duole. Se è fatto tardi, preparati la cena, non dire oggi quel che avrai da dirmi, e ridi largo ove io sorrisi appena, e forte ama ove fui per invaghirmi. Possa tu stare qua ma non invano, e rivedere grandi film malati nelle tue favolose greche estati. Possa tu correre, correre lontano. Quella che mi ha fatto si intitolava Cucù. La prossima, Charlot. Potere appunto della sintesi, anche nel titolo. Il tentativo è quello. Sai di pioggia anche tu dentro questa parentesi, espressione che poi si dissolve spiegandoti che i puntini sospesi sono dei sottotitoli che si perdono in fondo dove guardo le immagini. La pioggia non serve per togliere il senso alle lacrime, se non sai piangere puoi soffiare in alto le nuvole, sono dentro i tuoi occhi
nascondo e confondo l'iride e chiudendo il sipario rimango e rimando l'immagine. Storia di un incontro ipotetico tra una lumaca e la luna. Lumantica è il titolo. Le lumache quando piangono asciugano il tragitto, non è il caso di bagnare la felicità che non ho visto, il passato è di verdura quando passi è già passato, lascio nella cucitura solo l'orlo che mi hai dato. Salire in cima e dondolarsi sulla macca per guardare da vicino quella luna abbandonata. Piano piano senza fretta porto a casa le mie cose, esce il guscio e contro il cielo solo il tempo che ci vuole. Lascia la luna, lascia che sia luna passata.
Ciao. Salve. Ciao, sono qua. Ben ritrovati su questo palco. È un piacere per noi. Mi siedo un attimo. Dunque, la mia curiosità era la seguente. L'anno scorso, se non ricordo male, avevate presentato forse addirittura tutti e tre i pezzi, ora non ricordo benissimo, presi da un vostro lavoro che era un concept album, in qualche modo un album con un filo logico. Quindi la mia curiosità per stasera invece era riguardo al materiale che avete presentato questa sera, da dove viene o comunque in qualche modo che cosa vi ha ispirato per la composizione. Stiamo lavorando naturalmente a un disco nuovo. Quello dell'anno scorso era un concept album, un altro me. Qui ci sono delle canzoni, stiamo lavorando probabilmente, credo, su un unico concetto, però non è un concept, non è un racconto, non è un romanzo, non è a capitoli. E appunto l'idea è quella di portare avanti una specie di racconto o cerchio che si chiude, quindi partiamo siamo ritornati sostanzialmente alle canzoni intese come massimo della sintesi, appunto, cercare di racchiudere in 2 minuti, 3 minuti una storia completa, mentre invece nell'altro disco c'era proprio un racconto e un'esigenza di racconto. Tutto qua. Grazie. Niente. Ho notato, ciao, forse un pochino più di immagini che derivano o che puntano a dare una visione cinematografica in qualche maniera di queste canzoni nella stesura dei testi, e dentro, da un punto di vista musicale, ci sento, provenendo dall'esperienza dell'ascolto che abbiamo anche noi fatto lo scorso anno su un lavoro che non era soltanto i brani che abbiamo ascoltato, ma il resto del disco, uno stile che continua in qualche maniera, no? Mi sapreste definire questo stile in che cosa consiste? Cioè, musicalmente lo sentiamo, lo vediamo, ma nella vostra immaginazione che cos'è? Beh, è bello parlare di immaginazione, attraverso l'immaginazione che poi prende spunto da immagine, quindi raccontare appunto una storia attraverso un'immagine, ovvero uno la prende, la porta, e non è un caso, cioè effettivamente è cinematografica, cioè il tentativo è quello di raccontare per immagine, quindi una sensazione. È meno descrittivo probabilmente, ma va e gioca sulle sensazioni, e la musica in qualche modo deve accompagnare, deve fare la stessa cosa, e quindi giocare con l'immagine, con un'idea di cinepresa che ti riprende sempre, quindi il taglio, la sequenza, la luce che arriva, penso questo posto si presta particolarmente in stile nuovo cinema paradiso, quindi l'idea è quella di raccontare già raccontato, quindi l'idea di giocare con la pellicola, però la pellicola non c'è, ci sono le parole, l'intenzione è dare, l'illusione è quella di dare una sospensione alle parole, e le parole devono tornare immagini. Per quanto ci riguarda è un tentativo, magari non definitivo, non c'è niente di definitivo, effettivamente è una prova, quindi è una prova, siamo qui a Musicultura proprio per una prova, un confronto, per capire se arriva l'immagine. A noi sì. A che punto siete arrivati nella composizione e realizzazione del nuovo disco? La realizzazione, abbiamo fatto tante cose, però siamo molto severi con noi stessi, quindi abbiamo tagliato tanto, un po' come al cinema, che si gira tantissimo e poi si riprende soltanto una scena. Abbiamo tagliato tantissime comparse fino adesso, sono scomparse. Buon segno, in qualche modo, forse siamo a metà circa. Grazie. Salve, sono qui. Buonasera, Sera. grazie per l'esibizione.
Volevo Grazie. chiedere una cosa, a parte il significato secondario, quindi delle immagini che evocano un qualcosa che va oltre a quello che è il livello proprio letterale, io invece volevo chiedere, siccome anche dalla vostra esperienza passata noto un'accurata ricerca semantica della parola stessa, quindi fa riferimento per esempio alla parola lumantica, voi come componete, cioè come decidete appunto di comporre con questa ricerca semantica delle parole? Beh, la parola deve dare in qualche modo una sensazione e quindi lumantica, per quanto mi riguarda anche la canzone, no, stessa probabilmente è il massimo della sintesi. Uno teoricamente dentro una canzone ha poco tempo, qualche volta insomma, dipende, una canzone mediamente dura dei 3 minuti e mezzo, e dentro devi in qualche modo sintetizzare il concetto. È bello arrivare anche a questo, ovvero sintetizzare la parola, farla incontrare. Adesso è un gioco quello di mettere insieme l'umantica, quello del fatto del far incontrare la luna con una lumaca. E musicalmente anche cerchiamo di condensare il tutto dentro dalla prosa. All'inizio scriviamo con una sceneggiatura, poi arriviamo alla sintesi. Non sempre ci riusciamo, però il tentativo è quello. Ok, grazie. Prego. Questa incetta di premi che avete avuto, Non vedo. dal Club Tenco alla Targa May, alla Targa AFI, quindi Musicultura. è stato utile in qualche modo per favorire contatti con il mondo della discografia, cioè siete stati trattati in seguito a questo tipo di traguardi raggiunti con un'autorevolezza diversa o meno, oppure questi premi non servono a niente, li chiudiamo tutti, compresa Musicultura, insomma? No, i premi per carità servono tantissimo, intanto a livello personale, perché è una soddisfazione, davvero. Uno fa un lavoro, è dentro la sua stanza, poi realizza un disco, poi esce, poi è davanti a un pubblico, poi va e ha la fortuna di vincere dei concorsi, quindi è assolutamente una cosa stupenda a livello personale, e questo in primis. E per quanto riguarda i contatti con la discografia noi parliamo spesso sull'astratto, Quello che è rimasto. quello che è rimasto probabilmente della discografia. È effettivamente difficile in periodo, credo, no? E quindi uno deve portare avanti le cose, continuare a credere in quello che fa, a prescindere da altro, e continuare su una linea, e quindi fare dei corsi o festival legati a quello che magari ti appartiene, ecco. Non sbagliare tiro, probabilmente, mi viene da dire così. Vi salutiamo, grazie. Ciao. Grazie a voi. Grazie. Introduciamo l'artista Silvia Caracristi.
Buonasera a tutti. Metto in ordine i pensieri, metto in ordine i desideri, anche la mia testa allergica alla polvere. Se io non credo nelle lotterie, non so calcolare probabilità, la vittoria è una divinità a cui non mi prostro. La stupidità mi guarda e ride, ma la riconosco. Non ho neanche la metà delle sue certezze, della sua volontà. Io non mi aspetto svolte epocali, non mi aspetto di scoprirmi migliore, ho sempre la mia ombra quando il sole scende. Mi muovo piano e un po' a caso, ma inesorabilmente vado. Mi muovo piano e un po' a caso, ma inesorabilmente vado avanti, io vado avanti. Non ho armi segrete, non ho profezie, non ho buoni consigli e non ho metodi. Mi attacco a questa idea come a un salvagente. Sono stata in silenzio per conoscermi, non mi serve il tuo sguardo per accendermi. Mi attacco a questa idea come un salvagente. Mi muovo piano e un po' a caso, ma inesorabilmente vado. Mi muovo piano e un po' a caso, e inesorabilmente vado avanti, io vado avanti. Non ho armi segrete, non ho profezie, non ho buoni consigli, metodi. Mi attacco a questa idea come a un salvagente. Sono stata in silenzio per conoscermi, non mi serve il tuo sguardo per accendermi. Mi attacco a questa idea come a un salvagente. Mi muovo piano e un po' a caso, inesorabilmente vado avanti, io vado avanti. Grazie. Questa prima canzone che vi ho fatto ascoltare si chiamava Lotteria, e ora invece vi faccio ascoltare quella che io definisco la mia canzone dei buoni propositi, con la quale mi cerco di approcciare le cose senza preconcetti e senza barriere mentali. E questa canzone si chiama Pagine vuote. Porterò pagine bianche o vuote da riempire e nessuna volontà di cogliere
da riempire, sta nessuna volontà di cogliere, capire. Hai mai preteso di vedere il cielo in un bicchiere e poi sapere esattamente il modo di cadere? Io ho visto corse disperate, luoghi da bruciare e mani insanguinate, poi ferite da fasciare. Voglio gettare a terra il mio carico di trappole incantesimi, muovermi libera dalle mie false profezie. Voglio gettare a terra il mio carico di trappole incantesimi, muovermi libera dalle mie false profezie. Hai mai preteso di vedere il mondo da lontano e poi sapere esattamente come chiuderlo nella tua mano? Io ho visto gesti misurati e colpe da svelare e lacrime di gioia e poi piani da disfare, da disfare, da disfare. Voglio gettare a terra il mio carico di trappole incantesimi, muovermi libera dalle mie false profezie. Voglio gettare a terra il mio carico di trappole incantesimi, muovermi libera dalle mie false profezie e profezie. Grazie. E vi volevo presentare i musicisti che suonano insieme a me: Gabriele Pierro a tastiera, ukulele e chitarra, e Emanuele Tomasi alla batteria. E questa è medaglia d'oro. Studiare 8 ore al giorno per non sentirmi stupida, non arrivare alla fine del gioco per non rischiare di perdere. Ma se nel gioco non ci fosse solo da
caso non ci fosse solo da fingere, ma aspetteresti al varco ed ameresti chi sono, anche se non indossassi la medaglia d'oro. Aspetteresti al varco ed ameresti quella che sono, anche se non indossassi la medaglia d'oro. Formule frasi ripetute all'infinito per non sembrare insicura. Le mie opinioni sono impresentabili, poco truccate dallo stile indefinito. Ma se per caso la coerenza nascondesse solo la mancanza di senso, in ogni caso ciò che è detto non rispecchiasse la verità, resteresti in ascolto ed ameresti chi sono, anche se ciò che sento venisse tradotto male. Resteresti in ascolto ed ameresti quella che sono, anche se ciò che sento venisse tradotto male. Aspetteresti al varco ed ameresti chi sono, anche se non indossassi la medaglia d'oro, anche se non indossassi la medaglia d'oro, e anche se non indossassi la medaglia d'oro, anche se non indossassi la medaglia d'oro, e anche se non indossassi la medaglia d'oro, ameresti chi sono. Grazie. Ciao Silvia. Ciao. Ciao, sono qua. Senti, eccomi. Leggendo un po' quella, insomma, curiosando, visto che hai già una buona esperienza, no? Hai fatto già diverse esperienze musicali che ti hanno portato fra l'altro, diciamo, su questo palco già in 2 precedenti occasioni. Questa esperienza, se non ho capito male, ma correggimi appunto, ti prego se sbaglio, questa esperienza è confluita in qualche modo nel disco che tu hai prodotto, insomma, l'anno scorso. La mia domanda era: come mai solo dopo un decennio? Cioè, nel senso, proprio perché magari hai avuto la possibilità di ricorrere a campagne di crowdfunding, come poi diversi anche altri artisti che si sono avvicendati su questo palco, o ci sono altri motivi che ti hanno spinto ad aspettare così tanto? Fondamentalmente perché non ce l'ho fatta prima, nel senso è stato infatti un lavoro molto lungo quello che mi ha portato al mio disco. Un po' non ero mai soddisfatta e quindi c'è stato un continuo fare e disfare che è stato quasi morboso, forse arrivati ad un certo punto. Però devo dire che alla fine sono contenta di come sia andata, perché è uscito veramente il disco che volevo fare. Non c'è un vero motivo per cui ho aspettato così tanto, è stato semplicemente appunto il fatto che non era mai il momento giusto, c'era sempre qualcosa che mi bloccava prima. Okay. E lo consideri sostanzialmente, visto che arriva dopo un periodo, diciamo, così lungo, un punto fermo da cui ripartire, qualcosa del genere, oppure... Sì, diciamo che un archiviare finalmente un periodo di scrittura per potermi appunto approcciare a cose nuove, partire da zero un'altra volta sicuramente.
Grazie. Ciao Silvia, sempre su questo disco Orbita, io ho una curiosità, ho letto che è stato registrato completamente in casa. Sì. Volevo sapere se, proprio dal punto di vista tecnico, se ti sei dovuto adottare degli accorgimenti per ricreare delle situazioni da studio di registrazione. Sì, in realtà sì, anche degli accorgimenti sì, molto artigianali. Ad esempio ho creato una cabina per registrare le voci all'interno dell'armadio, mettendo tutto del materiale fonoassorbente. Oppure sì, sicuramente ci siamo ingegnati per ricreare una stanza che assomigliasse a uno studio. E i risultati ti hanno soddisfatta? Mi sembra di aver capito di sì. Sì, sono molto Quindi soddisfatta. possiamo dire che si può fare. Si può fare, sì. Bisogna studiare comunque per farlo, ma si può fare. Grazie. Buonasera Silvia, sono qua. Buonasera. Questo disco completa autoproduzione? Cioè fatto a casa, controllato direttamente artisticamente? Dal punto di vista artistico è completamente autoprodotto, sì. Poi ho avuto un aiuto esterno tramite una campagna di crowdfunding e quello è un'altra cosa. Però sì, a livello artistico produttivo in pratica siamo io e Gabriele che suona insieme a me, l'abbiamo prodotto noi due. Sì. Come vi siete trovati a giudicare il vostro stesso operato, cioè mettervi fuori da voi stessi per poter essere realmente obiettivi sull'operato? Sì, forse quella è la parte difficile effettivamente. Dobbiamo dire che in realtà abbiamo avuto dei giudici esterni, soprattutto perché il mastering è stato fatto in un'altra parte, in un altro studio, però la persona che ha fatto il mastering ci ha anche dato delle indicazioni, abbiamo rifatto delle determinate cose in base alle sue indicazioni, quindi un orecchio esterno è entrato, sì, quindi è stato utile. Grazie Silvia. Grazie. Bene, è finita, non ci sono altre domande. Grazie Silvia, ciao. Grazie, ciao. E adesso la quinta proposta e ultima di stasera, diamo il benvenuto a Elpris. Ricordi i verdi occhi e la pietra in cui piangevi. Adesso sto seduto sopra l'erba e guardo il cielo. A cresta dei pensieri mangio ortica a colazione. Quanto amare Dio Madonna, ma continuo a farmi male e continuo a farmi male. Ma continuo a farmi male. Io continuo a farmi male e continuo a farmi male. La sola cosa che può aiutarti è la radio che frizza parole dolci, frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente. Frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente.
di cemento che la pioggia copre di un sottile manto bianco. Puoi guardare il cielo, pensa bello, se il cristallo si rompesse nei miei occhi volerei nell'infinito, ma continuo a farmi male e continuo a farmi male. Io continuo a farmi male e continuo a farmi male. La sola cosa che può aiutarti è la radio che frizza parole dolci, frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente. Frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente. Frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente. Ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente. Frizza il capo, frizza il ventre, ribolle la birra, ribolle la mente, che non frizza niente, ribolle la mente, che non frizza niente. Buonasera Musicultura, noi siamo gli Elpris. Il primo pezzo era Frizza, i prossimi sono Siringhe e Poppeggiando.
sedili. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, perché non so più che cazzo fare. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, dicono che non sia niente male. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, perché non so più che cazzo fare. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, dicono che non sia niente male. Sulla strada provinciale piena di tornanti e buche sull'asfalto, ritrovarono fra i rovi sotto il fosso il mio corpo con il cranio rotto. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, perché non so più che cazzo fare. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, dicono che non sia niente male. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, perché non so più che cazzo fare. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, dicono che non sia niente male. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, perché non so più che cazzo fare. Vorrei provare una siringa d'aria in endovena, dicono che non sia niente male, male, male. Poppeggio
tristezza, in questa marea di ebbrezza che mi roie il cuore. Fondamentalmente oggi stiamo pompando troppo. Io mi guardo intorno e vedo pompe dappertutto. Peggiando. Grazie, grazie. Non lo so, Fede. Eccoci, salve. Qui c'è bisogno anche di rifiatare, no? Anche perché ci domandavamo sotto i riflettori col cappello. No, io volevo cominciare chiedendovi se vi è capitato o vi capita spesso di suonare davanti a un pubblico seduto. No. Quindi presumo nemmeno in un teatro con gli stucchi, diciamo, oppure sì in teatro. Diciamo che una delle ultime esperienze è stata una collaborazione con il Teatro della Comunità, con il regista Marco Di Stefano, e lì abbiamo suonato in un teatro, ma prima di quel momento mai. E poi io volevo, insomma, congratularmi per l'energia che c'è, sincera, si sente che non c'è posa, non c'è un'energia che fluisce naturalmente, ma allo stesso tempo vi volevo chiedere se nel vostro repertorio, che presumo sia ancora abbastanza limitato, perché se ho ben capito è da poco che vi siete messi in un'ottica anche proprio di produzione di brani ai fini di un'eventuale produzione discografica, se c'è nel vostro repertorio qualcosa in cui c'è spazio anche per le pause musicali, cioè qui si ingrana la marcia e si va a diritto, e è un effetto che funziona, ma se esiste anche la pausa oppure per il momento no? Per Musicultura abbiamo riservato un repertorio, diciamo, pieno di pause, che voleva dare questo impatto così energetico, ma nel nostro repertorio sì, ci sono anche dei pezzi che abbiamo scritto che sono molto più tranquilli, molto più con delle pause. E un'ultima domanda. Io ho la sensazione che nel primo brano che ci avete proposto stasera ci sia proprio abbiate indovinato qualcosa che è un miscuglio di lessico, di ritmo e di immagine. Siete d'accordo? Cioè vi siete resi conto anche voi che questo è un brano che ha delle potenzialità in più rispetto ad altri? Perlomeno questo è quello che penso, o non la pensate così? Insomma, è uno fra gli altri. La rispondo io perché ho scritto i brani e Frizza è il brano più diverso, perché all'inizio era una filastrocca, non era una canzone vera e propria, poi in seguito musicata, quindi sì,
c'è differenza lessicale tra gli altri, lessicale e di forma? Dal punto di vista musicale, diciamo, siccome avevamo più esperienza quando l'abbiamo arrangiato, siamo riusciti anche a coordinare meglio l'armonizzazione anche tra gli strumenti melodici come violino e organetto, quindi ci siamo resi conto che effettivamente c'era una maggiore maturità. Altre domande? Sì, io volevo sapere che tipo di frequentazione avete, evidentemente a livello di ascolto, visto la vostra giovane età, della stagione degli Schiantos e del rock demenziale. Al termine rock demenziale lui mi ha detto: ti passo il microfono perché sei il più indicato. Quindi... così era stato etichettato, quindi per capirci dobbiamo utilizzare... Allora, comincio dall'inizio. Per quanto riguarda le nostre frequentazioni musicali, veniamo tutti comunque da scuole completamente differenti, perché passiamo da la musica italiana, il cantautorato, il rock, la tradizione popolare, e un violinista che ascolta i Sonic Youth. E io che vengo comunque dalla scena indie, dalla scena emo-core, quindi abbiamo delle scuole completamente differenti di pensiero. E per quanto riguarda il rock demenziale, allora, non ci siamo mai cimentati, non ci siamo mai identificati nella scena. Apprezziamo il lavoro di Fricantoni, apprezziamo il lavoro per qualcosina perlomeno, apprezziamo anche Frank Zappa, apprezziamo il lavoro di Ero le Storie Tese, comunque diciamo sono degli ottimi musicisti e i testi sono anche profondi, per quanto comunque puntano anche a far ridere. Però non ci siamo mai identificati nella scena. No, sembra che abbiamo finito allora. Grazie, ciao. Grazie a voi. Vi ricordo che nel foyer sono disponibili i CD, perlomeno per coloro che hanno realizzato dei CD, degli artisti che durante queste serate vediamo e ascoltiamo sul palco. Insomma, un modo diretto per sostenerli. Sempre nel foyer è possibile prenotare i biglietti per il concerto di presentazione dei 16 finalisti che si terrà a Recanati, al Teatro Persiani di Recanati, il 23 di aprile prossimo. E per chi si fosse affezionato a questo bel teatro, a questi bei locali, e dalla settimana prossima, quando le audizioni saranno terminate, rimanesse con un po' di nostalgia, ricordo che sabato 14 febbraio qui alla Società Filarmonica si terrà la gran festa di Carnevale e nel foyer è possibile prenotarsi per questa festa, sempre qua al Teatro della Filarmonica, che amichevolmente ci ha ospitato in queste serate. Allora, è il momento dell'assegnazione del premio Un Certain Regard, che va all'artista, alla proposta che più ha colpito qui noi al tavolo della giuria relativamente alla performance, quindi non necessariamente, non è direttamente collegata poi al passaggio o meno nella rosa dei 16 finalisti. Per dire a chi va il premio e per consegnarlo stasera, ho il piacere di invitare sul palco l'assessore alla cultura della provincia di Macerata, Massimiliano Bianchini. Salve, 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 salve. Poi indietro. Grazie Musicultura per queste serate. Siamo qui per il premio Un Certain Regard a Silvia Caracristi. Ci ho preso,
Prendo le foto. No, sa che non erano che... Anche Massimiliano è uscito. Lasciamo il palco. Sì, vi salutiamo, grazie e congratulazioni ancora. Allora, come sapete, siamo arrivati al momento che molti di voi, se non tutti, aspettavano. Enzo Avitabile ha cambiato look. Allora prego di fare buio in sala e non uso troppe parole per presentarlo perché qui c'è la sostanza e quindi non c'è bisogno di troppi aggettivi. Il maestro Enzo Avitabile. Buonasera. Giornata lunga? Fammi le domande. Mi ha chiuso, eccoci, era il microfono chiuso. Sì, volevamo fare qualche domanda anche a te, Enzo, perché insomma ci sembra democratico che anche il maestro che non riesco a vedervi però. Siamo qua Okay, dove eravamo anche prima. Alla fiducia. Enzo, molti che sono qui stasera non hanno avuto la fortuna di vedere ancora o stamani il film che invece in tanti abbiamo visto, intitolato per l'appunto Enzo Avitabile, Music Life, che è un grande regista, premio Oscar, ma al di là di questo un grande regista per la sua opera complessiva. Jonathan Demme ti ha dedicato, cioè ha dedicato al rapporto tuo con la musica. Allora volevo chiederti... Accendiamo un po' di luce in sala così vedo pure gli altri, tanto dopo le spegniamo. Dai. Grazie. Volevo chiederti... No, grazie Piero. Scusa, così si sono accecato per una settimana. Ecco qua. Volevo chiederti da un lato che cosa ti sei, cosa ti è successo quando Jonathan Demme si è presentato dicendoti Enzo voglio fare un film su di te, ma dall'altro che cosa ti ha insegnato questa esperienza? Ma io con i Bottari, che è un gruppo con cui sono da anni, Botti, Tini e Falci, con questo rituale, diciamo, che ho voluto battezzare tradizione e cemento, il recupero della tradizione della civiltà urbana. Abbiamo avuto questa fortuna di girare il mondo e quindi di aver fatto un concerto a Central Park, che andò molto bene a dire il vero. Le radio cominciarono a spingere questo suono nostro e Jonathan una notte ascoltò per caso uno di questi pezzi che si chiama Salvammo Moon, Save the World. Mi sentite bene? Devo già capire a distanza. E scarabocchiò velocemente il nome e in occasione del Napoli Film Festival chiese come condizio sine qua non la possibilità di incontrarmi. È evidente che voi sapete che spesso nemo profeti in patria, per cui l'intelligenza napoletana si sconvolse a questo tipo di richiesta. Io da un po' tamarro, perché io provengo da una Napoli diversa, che è la Napoli Nord, quella che non si vede, che ho battezzato una terra fuori di vista, come mi insegnava il mio fratello James Brown, out of sight. E ho battezzato i miei fratelli non emarginati, ma diciamo figli di una terra a svantaggio, perché secondo me c'è sempre una volontà a non vedere una terra e a non vedere le persone. Mi portai tutti i miei dischi, no? Che giustamente dissi, come fanno tutti, come fanno pure gli altri fratelli musicisti con me. Stasera molti amici, ragazzi che sono stati qua,
magari mi fanno del proprio lavoro. E chiaramente io glieli davo e lui, la scena era più o meno così. Io poi penso in napoletano, utenk. Diciamo, scoprì che lui possedeva tutti questi lavori, quindi ne aveva fatto una ricerca e mi confidò che erano 3 anni, 2 anni e mezzo, che a casa sua si ascoltava solo la mia musica. Fu un motivo per me, chiaramente, fu un motivo per me di orgoglio, ma anche chiaramente di incoraggiamento. Mi chiese di fare un docufilm sulla mia vita musica, quindi non un documentario su come io consumavo la mia vita da musicista concertista, ma come vivevo giorno per giorno il rapporto tra me e l'esperienza della ricerca del linguaggio. E per me è stata una cosa molto bella. E il messaggio che io raccolgo, questo film, poteva anche chiamarsi I sogni e le probabilità, perché è un messaggio che porto ai miei fratelli piccoli della mia terra, di credere nei sogni e nelle probabilità. Altre domande? No, io volevo dire che stasera, siccome abbiamo un pubblico attento, affettuosamente partecipe, e vorrei chiedere anche al pubblico di fare domande, se ne sentirà naturalmente il bisogno. Io intanto ti lascerei all'inizio di una tua performance e poi magari ci risentiamo tra... Io di solito giro sempre con 2 strumenti, uno è un tamburo da canapa che poi vedremo e un altro è un'arpina, non perché in realtà debba suonare a tutti i costi, però diciamo ci aiutano ad andare lì dove non arriviamo con le parole. Però voglio omaggiare questa serata e omaggiare i miei giovani fratelli, musicisti, artisti, con un canto che mi fece vincere la prima targa Tenco. E questa è una sorta strana di qualcuno la chiama preghiera laica, è scritta da me, qualcuno canto randaggio, ma io vado oltre le definizioni. So però che da secoli il mio popolo entra in chiesa e le cose le chiede, non le chiede, ma le pretende, le esige. Quindi questa è Don Salvatore, un canto di speranza, ma anche un posizionamento spirituale verso colui che può. Don Salvatore ci guarda la coppa, sicuramente risultiamo ridicoli, con tutte queste vele annanzi all'occhio, noi figli che sta terra e che sta vita, noi che parliamo troppo spesso, pure senza essere interrogati. Fate pochi clic. Noi che non vogliamo una ringrazia, pare che ci siamo abituati. On Salvatore gli alberi chiagnano, i frutti si sono fracetati, veleno, fumo e cielo grigi, quando mano vostra non è arrivata, e poi paura a carnanura, mesi deserti, rami seri. Caro ogni porca, sangue crura, in mano sporca, a fame a sé. Un Salvatore che ci serve, tutta questa educazione, si pogna scarpe, si fa vecchia, e si non muore uno scarpone, e si va con cuore, nessuno ti aiuta, resta solo schiavo del pudore che ti fa fessa e contenta, e poi una spina in tuo cuore, un Salvatore, un Salvatore. Un Salvatore che ce ne facciamo, roccrire la speranza dell'opera buona, si può destino decidete voi, e noi non avevamo mai ragione. E popolo arabo, popolo balcanico, tempo moderno o tempo antico. Un Salvatore un po' di pazienza, se noi ancora niente a me capire.
Un Salvatore sotto la tavola vostra, la tozza di pane quando cara, non sorse vino, lo figlio vostro, sangue chiove in mezzo in mano, e si va con cuore, nessuno ti aiuta, resta solo schiavo del pudore, fa e sei contenta, e poi una spina in tuo cuore, un Salvatore, un Salvatore. E a questo punto c'è un Ave Verum, che è un canto di speranza, che stasera voglio dedicare a un mio fratello che si chiama Pino Daniele. Ave Verum corpus natum de Maria Virgine vere passum immolatum in cruce pro Domine cuius latus perforatum unda fluxit et sanguine ton nobis pregustatum in mortis examine. Grazie. Chiedete. Se non ci sono ancora domande ne ho un'altra io, Enzo. Sì, meno male. Cioè tu sei uno che è partito con... sei un grandissimo sassofonista, il soul, il funky. Hai suonato e non solo suonato, sei stato in qualche modo coinvolto artisticamente in maniera viva da uno come James Brown, quindi diciamo da una sorta di icona, cioè che al di là della persona dell'artista, quei pochi che diventano veramente delle icone immortali. E come si è arrivato a una forma di sintesi di lirismo come questo, partendo da origini apparentemente così lontane? Vi scocciate, no? A volte questi ci servono per spiegarci. Questo è un tamburo, una versione high-tech di un tamburo da canapa che serviva per le declamazioni e non per la danza nella mia terra. Io ho cominciato in una terra, come dicevo, che è una terra fuori di vista, Marianella, Scampia, dove in realtà l'unico elemento che mi ha avvicinato alla musica è stato il jukebox. E dal jukebox io sentivo una cosa che non capivo esattamente cos'era, però mi piaceva questo fenomeno e questo suono. Chiaramente non sentivo il tamburo, ma questo era il sound. I wanna get on the skin, they forget got to win. We need some soul, come on and get some. And then you know where I'm coming from. I'm the Capitan, come wrong, I still on the case. E questo suono bellissimo, e questa parola, ho scoperto poi con il tempo che era James Brown. Dopo aver incontrato tutti, James Brown, Tina Turner, Africa Bambata, Rich Evans, Randy Crawford, non so, Sly Stone, mi resi conto di voler portare nel mondo un mio suono, e quindi l'ho chiamato questa cosa Ritorno alla fonte. Partendo da queste che sono le devozioni dialettali del loro popolo, perché partono da quello che erano i loro rituali popolari devozionali, nella mia terra il suono devozionale era questo, vi spiego. E non lo so, sicuramente non avevamo James Brown, ma avevamo, non lo so, Pipparella. Sto rosario che giritta in cielo in terra si è scritto, la Maronna si è arata, la Maronna si è presentata. Questa era la nostra devozione, la fonte di partenza. In questi anni ho cercato di mettere insieme quella che era la mia traccia originaria, quella che ci rendeva riconoscibili nel mondo, con quello che però io avevo portato a casa dai miei incontri dei suoni del mondo. E il tamburo è un elemento fondamentale, la voce sul tamburo, perché adesso vi faccio sentire come
si trasforma su quel ritmo yoruba che tanto mi piaceva e prendendo a prestito da quei fonemi, ritornando nelle devozioni, io riporto nel mondo un suono mio, un mio modo di intendere il ritmo e la melodia sul ritmo. Parto dal ritmo originario yoruba, da un'antica nostra devozione, fino al punto di riportare questa devozione anche oggi nel cemento, perché ci sarà una strofa che ho fatto poi sull'ultimo disco di Rocco Hunt. Vedete come la devozione riprende il possesso popolare e diventa chiaramente di dominio popolare. Ci siete? Le devozioni nascono intorno a un'effigie e è una questione proprio di rima, di paranza che dà le rime. E sono anche queste confidenze che il popolo si prende con il Signore, spesso diventa anche teatro popolare, fa più o meno così. Sto usare che giuritta in cielo e si è scritto, la marona si era della marona si è presentata, sì, lo figlio buon amore riscando lo peccatore, al punto della morte fammi sta contento e forte. A ricordate me, a ricordate pure te, ma la ritta che sta a strada quando ti rammaggia che ci fa. Noi cantiamo compagnie fangerazze, che luttiamo oggi e sempre per non vivere inutilmente e che per sempre ha lottato oggi e sempre si è ricordato. Si è ricordato Che Guevara che sta in cielo e pure non sei stata. T'hanno credere per scredere finché la giustizia non si vera, ma se è verità che noi volimmo, facciamo qualcosa e cagniamo. O popolo sta sdegnato, sotto esasperato, giorno e notte si è abbracciato che la luce carcerata. Sempre dice mi misericordia Santa Maria Costantinopolo che cielo pure la terra sangue Cristo, tu Maria Sant'Anna reparami tu. Io quando sono nato ma c'è sempre addomannato lo Stato chi è, e si può parlare lo Stato con lo Stato. Mo Stato è con mia fede sulle domande e mai risposta. O Stato tiene una scusa, non ci sta. Punto e basta. Punto e basta. Punto e basta. Punto e basta. Lo sai che già in cielo andare si è scritto. La mano si è presentata. Sì, lo voglio buon amore scandalo peccatore. Al punto della morte fammi sta contento e forte. Tanto saluto a me e pregambella, 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 tanto saluto a me, saluto a me, saluto a me, saluto a me, tanto saluto a me, saluto a me, saluto a me, tanto saluto a me, saluto a me e pregambella, tanto saluto a me e pregambella, tanto saluto a me e pregambella. Tanto saluto a me e pregambella, 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 saluto a me. Luce, luce. Luce. Fatemi qualche domanda, altrimenti ve la faccio io. Un po' di luce? Allora? Senti caro Ezio, ciao. Ti volevo chiedere, ma secondo te è veramente tutto recuperabile, soprattutto della tua tradizione partenopea, partendo prima in modo per niente accademico, stavamo parlando dei neomelodici o dell'arte del ricciolo di Sergio Bruni. Tutto è recuperabile con una musicalità diversa, con un'esperienza diversa, con dei filtri completamente diversi che tu hai accumulato nel corso della tua carriera? Oppure esiste anche la musica brutta? La musica brutta è quella che non ti piace, che diceva James Brown, se una cosa suona bene e ti piace, allora è musica. Ma io in questi anni mi sono pure sforzato a uscire da un suono definito, nel senso dalla definizione, dal genere. Mi sono detto voglio essere io il genere, solo con un'arpina, solo con un tamburo, solo con i bottari, con un supergruppo, con una formazione cameristica, ma anche voglio essere io quando scrivo musica, se scrivo la parte sinfonica, se scrivo un pezzo di polifonica, se scrivo un requiem, se scrivo musica strumentale, insomma io credo che è tutto recuperabile se questa cosa viene filtrata attraverso il tuo modo di essere musica e di divenire, quindi un suono
che accolga i suoni del mondo e che viva questo processo di creare un nuovo suono, che però ogni giorno trascende se stesso e diviene, come direbbe Carmelo Bene per la parola, il significante e non il significato. Io vorrei un suono suonante, cioè un suono suonante e non suonato, in questo senso qua. La scuola napoletana, quando uno dice a partire dalla scuola napoletana, sì, se non è napoletanesimo, nel senso se non è un napoletano comodo, quello diciamo che vive il codice dell'asservimento culturale e quello di volersi far accettare. Scuola napoletana, se noi annoveriamo nella scuola napoletana Pergolesi, Cimarosa, Paisiello, Durante, Scarlatti, Salvatore Accardo e Riccardo Muti, scuola napoletana, se chiaramente c'è tutta la musica e se ci possiamo concedere il lusso di usare la lingua napoletana e trattare temi che non sono i soliti, quelli della cartolina folclorica, del cielo e del mare, delle solite cose. Perché non parlare in napoletano della guerra del petrolio? Perché non parlare in napoletano della questione palestinese? Perché non parlare in napoletano e raccontare di pedofilia? Cioè, tutto questo, secondo me, con la parola sul suono, riesce a dire delle cose evocando emozioni e quindi andare oltre il solito pericolo che è la retorica. Io credo che questo sia fondamentale. Tutto questo è recuperabile tutto. E poi devo dirvi una cosa, che spesso noi definiamo certe cose sottocultura, ma non esiste una cultura se non riesce ad assorbire anche la sottocultura, perché sennò altrimenti diventa un discorso da salotto. Nella mia terra ci sono i neomelodici, che sono gli altri fratelli che rispetto a noi non hanno studiato, e questa è la differenza. Però quanti di noi hanno studiato e sono istruiti e non sono colti? I neomelodici magari non hanno studiato e non sono istruiti, per cui vita e spazio e libertà a tutti. È giusto? No, non è giusto, è quello che penso io. Enzo, un'altra cosa. Non mi spegnete la luce però, lo voglio bene. Grazie. E perché è un'altra cosa quando c'è, sai per chi canti, capito? Nel film che abbiamo visto questa mattina, Enzo, sì, si vede proprio la... Posso chiedervi una cosa? Sì. Possiamo spegnere pure questi due fari? E tengo proprio qua. Grazie. Dovete sapere una cosa, che io ho avuto 4 trapianti alle cornee, quindi chiaramente quando ho riacquistato il visus mi piace guardare gli altri, è una libidine, cioè riesco a vederli, fatemeli vedere. Grazie. Dicevi? Ti chiedevo, Enzo, questa mattina il film di Jonathan Demme che narra la tua vita e il tuo rapporto con la musica, si vede quanto i tuoi rapporti con i musicisti di tutto il mondo, che non sono di questi giorni ma di sempre nel corso del tuo percorso artistico, siano naturali. Allora, a me personalmente viene una curiosità. Quello che tu percorri è un terreno, un territorio talmente comune con i musicisti di tutto il mondo, che possono venire dall'Iran, che possono venire dall'Armenia come Jivan Gasparian, che possono venire dall'Africa, dal Nord Africa, anche dall'America naturalmente, da tutto il mondo diciamo, Palestina, eccetera, eccetera, che ti permette di realizzare quello che noi abbiamo visto nel film senza avere la necessità, perché questa è la percezione che ho avuto oggi, di provare, no? O almeno hai la necessità esclusiva di dare una piccola traccia alla quale loro si agganciano immediatamente. Il classico esempio di interplay, cioè suonare tra musicisti che si intendono, basta dare un segnale, da quello parte tutto, Trilo Gurtus ti segue e ti seguono le corde, ti seguono le voci, ti segue tutto il resto. È una cosa estremamente naturale, è così? Sì, certo. E quando fai questi incontri e ci tieni ad avere un suono autentico, una verità,
è naturale che una prova va bene, la seconda va bene, la terza no, altrimenti quel suonante di cui parlavamo prima lo perdiamo. Ci piace confrontarci, però sia chiaro che ci sono dei codici di partenza, nel senso che in questi anni comunque io ho cercato di recuperare tutte le entità modali dei popoli della terra, farne una sorta di trascrizione e trasportarli nel sistema temperato, nel senso che noi possiamo suonare tutte le scale di tutti i popoli ed avere una nuova musica d'insieme, perché qua il problema non è mettere insieme violoncello, contrabbasso, che già di per sé è difficile, qua mettere insieme l'ud, sintir, che sono strumenti che hanno chiaramente diapasoni diversi e scale completamente diverse. Ma non voglio farne un fatto proprio filologico, però una serie di cose. Questo è possibile quando tutti i musicisti hanno un'esperienza di questo suono comune, common ground, no? Di questo suono che nasce, che diviene costantemente e che ha un messaggio di partenza che è molto bello, che in realtà questo suono nasce, diviene tutti i giorni nel rispetto dei suoni del mondo, e sta a dimostrare che ogni razza, ogni uomo, tutti i colori del mondo si esprimono, suonano alla loro maniera, però in realtà poi c'è un'unica canzone che canta il mondo, che in realtà esiste un'unica razza che è quella umana. Questo poi avviene non solo perché c'è una serie di incontri, anche se tu fai una cosa, per esempio tu è un napoletano, anche quello è un suono del mondo, perché anche ognuno di noi è un microcosmo, ognuno di noi è un suo mondo, quindi c'è sempre... Ma che state facendo? Sono maronni casini. Non andate di fretta per andare via. Allora, vi dicevo questa cosa. E avviene questo tipo di fusione delle conoscenze, anche per esempio quando noi facciamo un pezzo, non lo so, lo dovevamo fare, però capita, mi piace parlare perché poi le cose capitano non a caso. In uno stesso pezzo tu non solo canti la lingua napoletana, ma canti anche altre, per esempio questo è un brano metà in napoletano e metà in swahili e si chiama Tutte uguali sono che creature. Anche questo, portare a casa mantra rituale dei popoli della terra, secondo me è anche bello che un napoletano possa cantare in swahili e magari anche fare un gongyo buddista. La conoscenza è questa, portare a casa le conoscenze degli altri. Siete d'accordo? Sì. Allora facciamo questo, si chiama Tutte uguali sono che creature ed è un canto di speranza ai bambini del mondo. Sì. Allora, però ho bisogno, no, luci accese, ho bisogno di voi, il tempo è così, io voglio solo pra, 2, 3, 4, pra, a tempo dai. Anche lei lo deve fare, non è esonerato. Su, a tempo però. Grazie. 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esatto. Grazissimo, pronto. Benissimo. A tempo. Vivono sottoterra a Bucarest, li fanno collare in de busta, Baghdad invece ancora in coppia e mura, stanno azzeccati a schizzerocci dei guaglioni, ninni de favela tutta rapazzata, stelle sgraugliate e luna mappuciata, persi che ne venire mamma africana, sporchi a chi le fama non arrivano a di mano, a tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. A tutte nate all'amore, si sa come si nasce ma non sa come si muore. A tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. Siete d'accordo? In mano a tempo. E figlio d'albanese è nato in mezzo mare, attento che sua magna è piscicana. Come un coraggio e con fucile in mano, a da fall'uomo si osserva afghano. O Kurdistan sempre stessa panna, a Itana di scarico come un anno. Sciurlo chiamando l'itta di mezza via, oriente a pagamento per strane fantasie. E tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. E tutte nate all'amore, si sa come si nasce ma non sa come si muore. E tutte uguali sono che creature, nessuno è figlio e nessuno. Le mani.
è sempre la questione sola di luce. In mano a te, in mano un coppo gruppo, voglio la vostra voce però, insieme a me. Oh sole, oh sole, più forte. Oh sole, oh sole, e mano un coppo gruppo, e su questo gruppo voglio cantarvi questa ninna nanna africana che mi ha insegnato un mio amico che si chiama Moricante. La già fa, li ha fa, la già fa, la già fa, e maratim con purito. Farà fini, farà bellum, ni chido, futtara de buellam. Foleia che la menno bulu, la matara io balla io che na. Farà fini, farà bellum, ni chido, futtara de buellam. Foleia che la menno bulu, la matara io balla io che na. Oh nikidon, tara di buila don che la, oh nikidon. Tara di buila ni don che la, oh nikidon don don. Tara di buila don che la, oh nikidon. Tara di buila ni don che la, oh sole, oh sole. Oh sole, oh sole, a tutte le sono che creature, nessuna è figlia e nessuno, a tutte nate all'amore, se sa come si nasce ma non sa come si muore, a tutte le sono che creature, nessuna è figlia e nessuno, nessuno. Grazie. Grazie. Tutto a posto. Grazie, che onore. Grazie di cuore. Questi applausi li condivido con gli artisti di prima, facciamolo anche a loro, su, che lo meritano. Grazie di cuore. Camma fa. Grazie. Grazie Stefano, grazie Ezio. Ezio, che dobbiamo fare? Sono qui, sono prigioniero. Che volete fare? Mi suggeriscono Nuntannai. Ok. E allora facciamo una cosa. Non ce ne andiamo? No. Però è difficile. Ah, boh. Napoletana, vi faccio una cosa sconvolgente. Perché come stasera abbiamo parlato, abbiamo detto che Bob Dylan ha fatto un omaggio a Frank Sinatra. E in napoletana questo giro, questa qua si chiama pentarpa, è 6 corde, però usiamo spesso una scala pentatonica di origine indostana. Mai fidarsi, eh? Questa è una grande cazzimma sta cosa. Quando meno te le aspetti ti fa fare una figura in merda. Mo la smetto, non si preoccupi. Su questa pentatonica io ho cominciato con Don Salvatore, il mio disco, però mi sono detto, voglio fare un omaggio alla mia musica di tradizione. E da piccolo, mio padre, io ero convinto che era un grandissimo cantante, invece in realtà poi da grande ho capito che facevi il playback. E facevi il playback di Sergio Bruni, che praticamente io sono nato, io sentivo a Sergio Bruni. E voglio fare questa canzone che si chiama Carmel. La conoscete? Sì o no? Sì. No o sì? Quelli che non la conoscono la conosceranno. Quindi stessa scala.
Consalvatore nasce oggi e questo qualche anno fa, quindi per favore non fare scatti, se no è concerto per alpa, voce e scatti. Stu che non fornisce mai, eppure solo passa e se ne fu. Ma tu stai là, tu ros, predestin, Carmela, tu piangi sulla sì, nessuna vera. Tu strilla sulla sì, nessuna sente. Ma non è cosa rinde ve, Carmela, si l'amore o contrario era morte e tu sai, si rimane soltanto speranza e tu sai, non mi può far aspettare fino a dimane, a strignami de braccia per stasera. Carmela, Su, alzatevi! Oh. Groove, in mano copporita, ratemi in mano copporita, le mani a tempo, pronto. Amali tango de qualo, presida mushacara, Rio Negra felicidad de muchimaha, bumba clot, inshallah keep, Casablanca waka waka, ci siete? O moon se move, go porit man. O moon se move, go po feeling. Sono tannoze, chinuze, sannoze, inuze, enuze, cannoze, o ma cucchiotto, loro tu mattinghe. Sono tannoze, chinuze, sannoze, inuze, enuze, cannoze, o ma cucchiotto, o mondo se muove. Grazie. Chi sale? Vieni Ezio, vieni. E arrivederci. Un grazie enorme ad Enzo Avitabile. Vi aspettiamo domani alle ore 21. Buonanotte. Già sete, le verrà nel tempo che verrà,
e scenderà giù per la collina da nuove città. Stai qui con me, stanotte piove e piove su noi che non ci incontriamo mai. Lei verrà a d'estate, lei verrà perché aspetto già, scenderà forse di mattina dal fiume che va. Per noi avrò strane parole, quelle che non riesco a dire, parole di cui ti vergogni. Ci sarà il sole nella stanza in fondo agli occhi tuoi, amore che non dai più sogni.